Fiori di carta. Per fare fiori di carta ti ci vuole filo di cotone colorito ed risole, carta crespo di colori sfarenti e una rampinatrice. Spaghi una parte di un rotolo di carta a un tavolino. Taglia un rettangolo. Fatino 2 o 3 rettangoli così. Metti i rettangoli uno davanti all'altro. Piega una larghezza in un senso in quell'altro. Da fondo a cima. Metti 2 o 3 rampini in mezzo. Taglia ad ogni capo di un sparaventolo. Non c'è mica avere un risultato troppo regolare. Ci vuole che lo barghi naturale. Doppio sparaventolo da fa un fioriccione. Taglio una misura di filo. Fa un tufunuccio in un fiore. Fa passare un filo da appendere. Si può fare un altro fiore con la carta dell'altro colore. È semplice, né? Allora tocca a te.